Ho la porta che addirittura si è piegata perché passano i tir proprio davanti a casa mia e c'è un avvallamento e quindi il tir fa padbom, padbom, padbom e io praticamente se sono vicino alla strada faccio un saltino da fermo. Anno nuovo, problemi vecchi. Dopo anni di proteste e segnalazioni, i residenti di via Bottenigo a Marghera sono sempre allo stesso punto. Il passaggio dei mezzi pesanti continua a provocare danni al manto stradale e alle loro abitazioni. Sotto di là dove c'è quella folla avvallamento ci sono le tubature che mi portano dentro il gas e io quest'estate avevo anche segnalato che sentivo odore di gas, ma non è venuto nessuno, quindi non interessava a nessuno. Per fortuna è andato bene, forse si sta disperdendo sotto e poi quando succederà un incendio o qualcosa direte ma come mai è successo? È successo perché lì c'è un avvallamento e il gas penetra sotto la terra. Il giro della strada è assolutamente devastato. Il problema lì è anche che i mezzi pesanti si fermano, proprio sostano anche tutta la notte. Ci sono delle vere e proprie buche, dei solchi molto profondi, questo genera inoltre il peso dei camion, rompe anche le tubature che ci sono sotto alla strada e ci sono già stati 2 o 3 interventi del comune, quelli dell'anno scorso, 2023, proprio per aggiustare le tubature sottoterra e questo era accaduto anche l'anno prima. Ed è veramente un dispiacere vedere alcune zone come questa lasciate all'abbandono totale. A poco, dicono i residenti, sono serviti i dissuasori posizionati dall'amministrazione, per questo lanciano un nuovo appello. Questi mezzi da dove provengono non devono fare questo giro, ma devono essere deviati da altre parti. Ecco, quindi a questo punto sollecito il comune che venga a definire questa situazione una volta per tutte.